È la prima volta che la Confartigianato Imprese Veneto riesce a organizzare un intero padiglione in una manifestazione fieristica. Ci sono riusciti gli artigiani della metalmeccanica regionale grazie al contributo di EBAV e in collaborazione con l'Università di Padova. Il padiglione 3 di Samo Expo quest'anno infatti è tutto dedicato a 46 imprese della Confartigianato Metalmeccanica delle 7 province del Veneto. La partecipazione a questa manifestazione non è solo una presenza in fiera, ma grazie alla collaborazione con gli artigiani della birra del Veneto, la Confartigianato ha organizzato anche degli eventi che si chiamano Fuori Salone, degli appuntamenti serali in fiera dove gli artigiani potranno scambiarsi opinioni, fare affari davanti magari a un buon bicchiere di birra. Federico Boin, presidente regionale della Metalmeccanica di Confartigianato Veneto, credo sia la prima volta che la Confartigianato, poi una regionale, riesce a organizzare un padiglione intero a una fiera. Voi ce l'avete fatta a questa Samo Expo di Pordenone, 3 giorni dove si parla di metalmeccanica. Sì, è una fiera ormai importantissima per la metalmeccanica veneta, a dimostrazione la presenza delle nostre quasi 50 imprese. Siamo riusciti a fare un bellissimo villaggio che è stato anche portato in auge dalla fiera stessa, perché hanno detto che praticamente è uno dei padiglioni più belli e più importanti della fiera. E come Confartigianato Veneto siamo riusciti a fare un importante progetto e il coinvolgimento delle imprese delle varie province è stato importante, diciamo che è un bel inizio. Non solo 46 imprese di tutte le province, ma anche l'Università di Padova. Sì, è presente all'interno del padiglione 3 l'Università di Padova con un importante progetto che è il progetto del Race Up, dove parlano di 2 macchine, una combustione e una macchina elettrica. Un progetto nato anni fa sull'idea di un loro docente universitario. Ci sono 70 studenti che gestiscono questo progetto come una vera e propria azienda. Un importante progetto che coinvolge anche le nostre imprese, la mia compresa, e è bello perché comunque sono molto coinvolti i ragazzi, oltretutto incominciano a toccare con mano quello che è il mondo del lavoro. E c'è anche un'altra cosa da dire, la fiera non si ferma qua, nel senso che voi avete organizzato anche dei dopo salone perché avete detto siamo un gruppo di artigiani, dobbiamo anche divertirci. Esatto, non c'è solo lavoro, c'è anche svago. Da buoni veneti diciamo che spesso e volentieri gli affari si fanno con le gambe sotto la tavola. Venerdì sera, grazie anche alla collaborazione con la Confartigianato dei birrai, col presidente dei birrifici veneti, abbiamo organizzato una serata importante nel doposalone dalle 18 alle 20 in cui faremo festa. Sarà un momento conviviale che ci permetterà di conoscerci anche meglio tra noi artigiani, perché spesso e volentieri nascono delle importanti collaborazioni all'interno della fiera stessa. Samo Expo comunque è una fiera non solo è veneta, viene fatta a Pordenone, ma ha un respiro internazionale. Sì, ci sono contatti da paesi limitrofi, quali possono essere Austria, Germania, Slovenia, Croazia e quant'altro. Sta crescendo molto dal punto di vista dei contatti internazionali, è una fiera che adesso è stata accreditata come fiera internazionale, quindi sicuramente nei prossimi anni ci saranno dei buoni sviluppi. Non dico che si arriverà a livelli anche come la MexPay, però sì, i numeri stanno aumentando, stanno diventando numeri importanti. Claudia Franchin, presidente della meccanica di Asolo Montebelluno, uno dei 16 partecipanti di Treviso a questa manifestazione fieristica. Tutti i 46 imprenditori presenti qua oggi entreranno poi in un portale, una bacheca della meccanica dell'artigianato veneto che nasce però da un'idea di Asolo e Montebelluna. Sì, l'idea è nata da Asolo Montebelluna, inizialmente eravamo in una quindicina di aziende della meccanica, dei vari settori l'idea era quella di creare appunto una vetrina per andare in giro all'estero, alle fiere, come promozione delle nostre attività, del nostro anche territorio, perché insomma facciamo parte di un territorio del Veneto in cui ci sono molte aziende e il fatto che questo portale diventi regionale è una cosa molto importante, perché così quando si va all'estero e c'è massa critica le
le aziende soprattutto estere tedesche ti considerano in un altro modo rispetto ad andare a te come azienda singola, piccolina. Beh, l'unione fa la forza, come questa manifestazione, un intero padiglione non si era mai visto. Sì, infatti è stata anche una sorpresa per noi, perché effettivamente riuscire a mettere insieme tutte queste aziende non è stato così semplice. Si pensi che una volta quando io sono partito a fare le fiere a Parma eravamo in 5 qui di Treviso, e quindi adesso arrivare comunque qui a Pordenone più di 40 aziende è un bel successo. Eleonora Milesi, responsabile marketing di Race Up, una iniziativa dell'Università di Padova. Siete qui in fiera perché avete un progetto straordinario che coinvolge 70 studenti e riguarda delle macchine da corsa. Il nostro progetto ha l'obiettivo di fare correre queste due macchine agli eventi internazionali di Formula Student. Quest'anno parteciperemo a Varane e Hockenheim e lavoriamo per progettare inizialmente e produrre queste macchine. È molto importante riuscire a mettere in pratica quello che studiamo all'università, in una pratica molto vicina a quello che è il mondo aziendale. Possiamo definirci infatti una simulazione a tutti gli effetti, perché abbiamo vari reparti che vanno da quelli tecnici di produzione ma anche a quelli di servizio, diciamo di staff, e quindi tutta la parte amministrativa ma anche di marketing di cui sono responsabile. È molto importante curare le relazioni con gli sponsor e quindi tutta la parte social, tutta la parte di eventi che vanno sia dalle fiere sia alle gare, e di conseguenza tutto quello che è il mondo universitario. Questo progetto è nato 13 anni fa, si sviluppa anno dopo anno grazie a una collaborazione tra gli studenti e a un passaggio di informazioni e di nozioni. Ecco perché riusciamo a fare macchine sempre più prestazionali e il nostro obiettivo è quello di vincere molto di più quest'anno rispetto agli scorsi anni, perché siamo convinti che le nostre macchine abbiano un ampio potenziale e quello che stiamo facendo è una ricerca costante delle migliori prestazioni per le macchine, appunto per arrivare ai primi posti delle classifiche. Siete in mezzo a un padiglione della Confartigianato, quindi in mezzo agli artigiani, però in una fiera di metalmeccanica, quindi potete trovare degli sponsor, però siete venuti anche a fare dei seminari in cui raccontate questa esperienza. Sì, oggi già prima abbiamo raccontato un po' cos'è il progetto, poi parleremo di entrambe le macchine perché penso sia molto interessante per chi è del settore capire come sono sviluppate queste macchine e i vari componenti, perché senza l'aiuto di tutti i nostri sponsor e dei nuovi potenziali sponsor le nostre macchine non potrebbero essere costruite, nonostante l'enorme supporto che l'università ci dà. È importante secondo me il valore che dà la nostra presenza in questo padiglione è il fatto che l'università non è così distante dal mondo degli artigiani, perché l'innovazione è sempre più ampia e anche se può essere una piccola azienda, il nostro valore può essere molto importante. Una collaborazione con loro e con la loro esperienza può giovare molto sia al nostro progetto ma anche a loro.